Sindaco Marco Della Pietra, l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. Voi qui a Spresiano avete da anni sostenuto la sicurezza stradale. Cosa può fare un'amministrazione per cercare di mettere fine a questa piaga? Ma io credo che l'amministrazione, più che sensibilizzare, cercare magari di andare anche nelle scuole, quindi andare già dai ragazzi più piccoli ad insegnare quello che è il codice della strada e quello che è un corretto comportamento, non possa fare. Sicuramente la prevenzione la si fa anche con le multe, la si fa anche con i velox, la si fa anche con i cartelli stradali che abbiamo messo noi lungo la Pontebana, però io credo che fin tanto che non si torna ad avere rispetto e cura sia di se stessi che degli altri, assisteremo sempre a questo tipo di eventi tragici che poi lasciano famiglie distrutte, lasciano comunità intere sgomente e quindi ecco, lasciano sicuramente il segno. Il punto è che ogni volta che si esce di casa e si usa un mezzo, si deve sempre pensare a tornare a casa, per cui ecco, bisogna volersi un po' più bene forse. Lei ha anche una passione che è quella per le moto, un messaggio, un appello alla gente sia in moto che in auto di andare piano e di usare la testa. Sì, assolutamente, bisogna rispettare i limiti, ogni tanto non li si rispettano, ma ecco, nel momento in cui magari si esagera un attimo, bisogna farlo sempre in condizioni di sicurezza, quindi non si dovrebbe mai fare in strada, ma magari andare in pista, ecco, parlo per i motociclisti. È chiaro che in moto, anche rispettando i limiti, se c'è una manovra azzardata da parte di qualche automobilista, si rischia comunque perché di fatto non si è all'interno di un abitacolo, no? Per cui ecco, anche lì io raccomando sempre prudenza, raccomando magari ecco, l'attesa, piuttosto che buttarsi in strada quando si vede arrivare una moto è meglio aspettare che passi, perché molto spesso non si ha nemmeno la percezione, no, di quanto veloce stia andando la moto, però ecco, di più non è che si possa dire.